A mali estremi, estremi rimedi. Per la frana di Schiucaz si è presa una decisione irrevocabile. La terra in equilibrio precario verrà fatta saltare venerdì pomeriggio o sabato mattina da un'esplosione controllata, come comunica Veneto Strade. Da domenica dunque la frana di 6.000 metri cubi che incombe sulle 15 abitazioni del paesino non ci sarà più perché verrà fatta implodere. Le 17 persone evacuate ormai dal 12 maggio scorso stanno intravedendo una speranza. Da allora i residenti hanno potuto tornare solo 2 volte nelle abitazioni per recuperare quello di cui necessitavano. Da un mese a questa parte la zona è transennata. Per attuare il piano verranno praticati 40 fori sulla roccia che poi saranno riempiti di dinamite. Da ieri mattina i tecnici di Veneto Strade hanno iniziato a creare i fori nelle zone sensibili. Nel frattempo sono stati posizionati 10 container con una maxi rete a protezione delle abitazioni. Stando ai calcoli effettuati dagli esperti, le case si dovrebbero salvare. Il programma potrebbe essere cambiato solo per colpa del meteo. Per oggi sono previste intense precipitazioni nella zona che potrebbero far cadere la roccia friabile, già in equilibrio precario dalle piogge incessanti di questa primavera. Ma anche in questo caso i lavori messi in atto da Veneto Strade negli ultimi 10 giorni intorno alla frana dovrebbero scongiurare altri problemi.